troviamo a Seano, dove sabato pomeriggio è andata in scena la prima Coppa Gino Bianchi, una manifestazione dedicata al giovanile organizzata dal Velo Club Seano One e naturalmente dalla famiglia di Bianchi. Una splendida giornata di sport e divertimento rovinata soltanto nel finale da un brutto temporale che non ha permesso ai ragazzi della G6 di fare i 14 giri a loro dedicati. Le società che hanno preso parte alla prima Coppa Gino Bianchi sono state naturalmente la società organizzatrice Velo Club Seano One, il Vianova Vaiano Fondriest, il Team De Angeli, Mille Luci Ciclismo, Tarros Junior Cycling Team, Stabia Ciclismo, Team Valdinievole e l'Olimpia Valdarnese. Come presidente di giuria era presente Cerini Gabriele, mentre il giudice d'arrivo era il signor Simone Lamanda. Una giornata speciale che non sarebbe stata possibile senza l'aiuto naturalmente dei volontari della Misericordia di Seano e senza Moto Guzzi Prato, che appunto ha svolto la funzione di staffetta. I primi a cimentarsi sul percorso lungo 900 metri sono stati i piccoli della G0, che appunto si sono sfidati in una corsa non competitiva. Gli altri sponsor della giornata sono invece stati realtà importanti del territorio come la Bimitex, Troni, Farmacia Raspa, Gellino, Anteprima, Nieri Fratelli e Track Service. Una corsa, ricordiamo, non competitiva, ma molto importante per tutti i bambini che si vogliono avvicinare a uno sport come il ciclismo e naturalmente non vedono l'ora di cimentarsi nelle prime prove in strada. Un'occasione importante anche per incontrare le autorità politiche della zona. Era presente infatti l'assessore allo sport del comune di Carmignano e la ex professionista Bubenkova. Una giornata che oltretutto ha visto l'adesione di veramente tanti bambini, ben 88 i partenti e naturalmente sia la presenza di bambini che bambine. E vediamo adesso l'ultimo corridore della G0 che taglia il traguardo, pronto per lasciare lo spazio ai ragazzi della G1. 2 giri per loro che si stanno adesso sistemando sulla griglia di partenza, pronti a compiere i 1800 metri che li separano appunto dall'arrivo. Tutti hanno voglia di vincere, hanno voglia di confrontarsi e soprattutto di divertirsi. Ed eccoli partiti. Ricordiamo che a questa gara della G1 si sono sfidate 3 femmine e 9 maschi per un percorso totale, ricordiamo, di 900 metri a giro per 2 giri. Occasioni come queste sono molto importanti per tutto lo sport e per il ciclismo giovanile in generale, ma anche per una realtà come quella di Seano, da sempre appassionata delle 2 ruote e che ha trovato l'assenso di molti sponsor che, ricordiamo, sono tra loro Anteprima, Pugi Romano Laterizzi, Zaghe, Tronci, FP Pauselli Federico, Arte Tessile, Troni, Barni Lido. E naturalmente ricordiamo il grande impegno del Velo Club Seano One e anche della forte volontà della famiglia Bianchi di organizzare questo torneo. Una prima edizione che ha riscosso tanto successo e che sarà ripetuta negli anni, anzi forse molto prima del maggio del prossimo anno. Sperando naturalmente in un tempo atmosferico benevolo e nell'adesione di tanti bambini che hanno colorato il pomeriggio di Seano. Ed ecco i ragazzi della G1 al termine del secondo giro, un arrivo che ha visto la vittoria di Camiciottoli Filippo, seguito da Lucherini Cristian, Fontani Guido, Morandi Jacopo, Cristiani Giulio. Tra le bambine la prima ad arrivare è Bettini Luna, seguita da Maestrini Letizia e Veronica Aiello del team Valdinievole. Si sono davvero divertiti questi bambini, che chiaramente all'arrivo sono stati ben felici di festeggiare i piazzamenti. Dopo di loro a sfidarsi sono stati i ragazzi della G2, tutti prontissimi sulla griglia di partenza a compiere i 4 giri per loro in programma. 3600 metri che non vedevano l'ora di correre già dalle misurazioni, dove si sono presentati tutti in fermento. Ancora qualche attimo di attesa sulla griglia di partenza, la tensione prima del via e chiaramente gli ultimi consigli dai loro team. Ed eccoli partiti e già si vedono i primi ragazzi prontissimi a sprintare e a darsi battaglia per i 4 giri in programma. Parlando con gli allenatori e con gli accompagnatori durante la gara è stato ben chiaro quale sia la valenza anche motivazionale di situazioni come quella di oggi. Per i ragazzi è importante fare esperienza, è importante misurarsi con le prime gare e soprattutto è importante gestire la tensione che naturalmente questi impegni sportivi possono generare nei giovani ragazzi. E non a caso la società Seano Velo Club
ha organizzato nella pizzeria di fronte alla partenza una merenda, un momento di allegria, un momento di condivisione e un momento per conoscersi meglio, anche prima di una stagione che sicuramente porterà i giovani ragazzi ad incontrarsi di nuovo ai vari meeting regionali su piste e circuiti. Abbiamo appena visto passare davanti alle nostre telecamere Piero Orlandi, un dirigente della società Velo Club Seano che assieme al figlio di Gino Bianchi ha fortemente voluto e naturalmente organizzato in prima persona una manifestazione come questa, impegnativa e naturalmente che ha visto la partecipazione di tanti sponsor e di tanti volontari. Ma eccoci alla volata finale, un finale anzi molto sofferto che ha visto l'arrivo in prima posizione di Nieri Nicolò della Vaiano Autofan Fondris, seguito da Masi Mattia, Duranti Evan, Orifici Paolo e Di Giovanni Gabriele in quinta posizione. Una gara che ha fatto veramente divertire tutti i ragazzi, che sono stati molto soddisfatti della loro prestazione. Ricordiamo infatti qual è il vero spirito di giornate come questa, ossia la conoscenza più profonda di uno sport antico, importante e appassionante come è quello del ciclismo, che sicuramente porterà lontano molti di loro. Ed ecco arrivare appunto la fine della G2 e si sta attendendo appunto l'inizio e lo schieramento sulla griglia di partenza dei ragazzi della G3. Gara che ha visto in tutto 18 concorrenti, tra i quali 2 bambine. In tutto i giri in programma per la G3 erano 6, per un totale di 5.400 metri. Un percorso molto lungo, molto impegnativo per ragazzi che ricordiamo erano tutti del 2008. Ultimi consigli, ultime strategie con gli allenatori e con gli accompagnatori prima di partire per una gara che appunto sicuramente riserverà tante emozioni. E eccoli partiti per il primo giro ricordiamo dei 6 totali. Giornate come queste sarebbero veramente molto di difficile organizzazione senza l'aiuto e l'apporto umano di tutti i volontari, di tutti i dirigenti anche della società Velo Club Seano. Abbiamo appena visto il tavolo delle premiazioni, una giornata preparata con grande attenzione anche da tutta la famiglia Bianchi, che è stata seguita da vicino da tutti gli sponsor che hanno appunto aiutato l'organizzazione di questa prima Coppa Gino Bianchi. Ricordiamo alcuni tra gli sponsor come Troni, Barni Lido, Pusi Romano Laterizzi, Anteprima, Fratelli Nieri, Track Service, Tronci e Cardatura Febe. Da ringraziare anche la Polizia Municipale del Comune di Seano e ricordiamoli ancora una volta i volontari della Misericordia di Seano, senza i quali la sicurezza degli atleti non sempre sarebbe garantita in caso di infortunio. È un piacere anche però, c'è da dire, correre nelle campagne di Seano, vicino al comune di Carmignano, che molto spesso hanno visto anche come palcoscenico di gare di dilettanti, di juniores e di allievi. Unica nota negativa di questo pomeriggio di sport, di ciclismo e soprattutto di tanta allegria sono le condizioni atmosferiche che vediamo peggiorare in maniera molto progressiva e che temiamo porteranno a qualche problema nel regolare svolgimento della gara. Si stanno sfidando, ricordiamo, i 18 ragazzi partiti per la G3 nei 6 giri per loro in programma. Una manifestazione questa che ha raccolto l'adesione di tanti ragazzi, di tante società importanti per il ciclismo giovanile del territorio e che ha visto anche la partecipazione di un nutrito pubblico che ha seguito tutti i ragazzi e ha fatto il tifo per loro. Manifestazioni come queste sono anche un'occasione per ritrovarsi in un paese come Seano, che appunto ha ospitato con grande soddisfazione questo evento. Ed eccoci al suono della campana ed eccoci quindi arrivare all'ultimo giro, ultimi 900 metri che decreteranno alla fine il vincitore della gara della G3. Un altro sentito ringraziamento, lo ricordiamo ancora una volta, è da farsi al Moto Guzzi di Prato, che ha appunto svolto la funzione di staffetta. Ultimi metri, ultime emozioni per tutti i ragazzi che hanno partecipato ai 6 giri in programma per la G6 e che tra pochissimo vedranno tra loro il vincitore. Ed ecco la sprint finale che vede tagliare il traguardo per primo il figlio d'arte Luciano William Gaggioli del team Stabia Ciclismo, seguito da Donato Colangelo del team Valdinievole, Lizak Danil del team Tarro Cycling Junior Team ASD, Pellegrini Alessio
Alessio del team Valdinievole e Tosoni Giulio del Vaiano Autofan Fondrist. Tra le ragazze invece l'ordine d'arrivo è come prima classificata Sara Spinelli del Vianova e la Strucci Rebecca del Seano One. Ed ecco prepararsi sulla griglia di partenza i ragazzi della G4, tra loro nessuna bambina e per loro invece in programma 8 giri. 15 in tutto i ciclisti partenti per un circuito che si annuncia essere davvero emozionante e spettacolare, oltre che molto faticoso per tutti i partecipanti. Una spada di Damocle che però pende sulle nostre teste è ancora le condizioni atmosferiche, qualche raggio di sole ma soprattutto tante nuvole che inducono la giuria a chiedersi quale sarà il destino della finale della prima Coppa Gino Bianchi. Ricordiamo la giuria formata dal giudice di arrivo Simone Lamanda e dal presidente di giuria Cerini Gabriele. Anche loro si sono impegnati in prima persona affinché lo spirito e la filosofia di una competizione come questa venissero rispettati, quindi grande attenzione al fair play, al comportamento di tutti gli atleti, ma anche dei genitori e degli accompagnatori e degli allenatori della società, chiamati sempre in prima persona a far rispettare le regole e a tenere un comportamento consono. Ricordiamo ancora una volta gli sponsor, protagonisti effettivi di una giornata come questa, perché senza di loro sarebbe stata un'organizzazione davvero difficile, per non dire impossibile. Quindi citiamo Arte Tessile, Troni, Barnilido, Farmacia Raspa, Bimitex, Gellino, Nieri, Anteprima, Pugi Romano Laterizzi, Zaghe, Cardatura Febe e Tronci. È importante molto spesso che le realtà del territorio aderiscono a manifestazioni sportive come queste, come è altrettanto importante che anche il comune e le autorità politiche appunto diano il loro apporto a giornate che sono importanti per il ciclismo, per lo sport del presente ma anche del futuro. Abbiamo visto passare davanti alle nostre telecamere l'ex professionista Bubenkova del team Ziraf e adesso ci stiamo avvicinando alle ultime battute della gara della G4, gli ultimi 900 metri che decreteranno il vincitore e che sono stati, come vediamo, seguitissimi dal pubblico di grandi e piccini. Eccoci all'arrivo, uno sprint finale davvero emozionante. Il primo a tagliare il traguardo è Bruno Tucu della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, seguito da Riccardo Del Cucina dell'Olimpia Valdarnese, a ruota Francesco Matteo, terzo classificato dello Stabia Ciclismo, seguito da Poli Tommaso della Vaiano Autofan Fondrest e Rossi Francesco della GS Olimpia Valdarnese. Un piccolo appunto da fare al vincitore della gara è quello delle mani alzate sul traguardo, un comportamento sbagliato che sicuramente il giudice Simone Lamanda avrà richiamato. È appunto molto pericoloso alzare le mani sul traguardo per questioni di sicurezza. Ma eccoci appunto pronti ai ragazzi della G5, tutti scattanti sulla griglia di partenza e pronti a sfidarsi sui 10 giri per loro in programma. Ultimi consigli, qualche ultima strategia con i loro team e con i loro accompagnatori e poi prontissimi a partire. Ricordiamo che i partenti per questa gara di G5 sono 24, tra i quali 2 bambine. I giri invece sono in totale 10 per un totale di 9 km. Possiamo vedere però alle spalle degli atleti un tempo che continua progressivamente a peggiorare e che ci fa venire dei grossi dubbi sul futuro della gara, che adesso invece vede la partenza dei ragazzi della G5. Ricordiamo che un periodo come quello di maggio, ma anche il mese di giugno, è un periodo fitto di impegni per il ciclismo, soprattutto per quello giovanile, e quindi che i giovani atleti si troveranno molto spesso impegnati in gare come questa. Il tempo che sta progressivamente peggiorando vede la giuria domandarsi su quale sarà appunto il futuro in particolare di questa gara, ossia la G5. Si sta infatti pensando di accorciare il percorso totale per poter magari riuscire a fare anche la G6, una gara che prevederebbe almeno da programma un totale di 14 giri. Ecco adesso arrivare i ragazzi che tra poco forse verranno anche informati della decisione della giuria, che ancora però non è definitiva.
Sarebbe un vero peccato certamente interrompere anticipatamente una gara così interessante, soprattutto una occasione di sport e di incontro come è stata questa prima Coppa Gino Bianchi. Importante infatti è stato l'impegno dell'organizzazione, in primis della società organizzatrice, il Velo Club Seano One, dove ha pesato naturalmente la forte volontà della famiglia Bianchi di organizzare questa prima edizione del torneo. Si iniziano purtroppo a sentire le prime gocce d'acqua ed è quindi decisione unanime della giuria quella di abbreviare di 3 giri il percorso totale della gara, che appunto non sarà quindi più lunga 10 giri per un totale di 9 km, ma soltanto 7 giri. Ed ecco i nostri atleti che scendono tra oliveti e colline. Ricordiamo purtroppo che in caso di pioggia la gara non sicuramente potrebbe riprendere anche dopo la fine della pioggia, poiché per ragioni di sicurezza, e chiaramente queste non si discutono, non si può riprendere le gare dei giovanissimi in caso di strada bagnata. E naturalmente ecco i ragazzi che sono informati dalle squadre, ma soprattutto dallo speaker e dai giudici, della decisione. Suona la campana, questo è l'ultimo giro, ci si prepara alla volata finale dove naturalmente sarà dato l'ordine d'arrivo. Purtroppo in caso di pioggia molto forte probabilmente la gara della G6 non verrà neppure disputata, perché come vediamo la pista si sta progressivamente bagnando, ma ecco arrivare i ragazzi della G5 e leggiamo naturalmente l'ordine d'arrivo. Il primo classificato Petri Damiano, seguito da Stefanelli Alessio, Cozzani Federico, Fezzai Aldo e Dani Jacopo. Tra le bambine invece la prima ad arrivare è Castagna Martina, seguita da Carolina Failli del team GS Olimpia Valdarnese. La pioggia continua ad essere sempre più forte e quindi è unanime la decisione della giuria di sospendere la G6. Siamo qui con Simone Bianchi, il figlio di Bianchi Gino, ossia colui da cui prende il nome questa manifestazione. Prima Coppa Gino Bianchi, una bellissima manifestazione ciclistica interrotta soltanto sul finale per il volere purtroppo del tempo. Quali sono le impressioni a caldo di questa giornata? La giornata è positiva, è peccato per questo maltempo in finale. Comunque l'importante è che non sia successo niente di grave, c'è stata una piccola caduta, però i bambini non si sono fatti niente e questo è l'importante. Ripeto, peccato, andrà meglio la prossima volta e sicuramente una prossima volta ci sarà, perché questo è l'inizio e vediamo insieme alla società del Velo Club Seano cosa potremo fare in futuro. Comunque la seconda Coppa Gino Bianchi ci sarà. Un altro spunto per far sì che questa seconda Coppa Gino Bianchi ci sia è i tantissimi bambini, ragazzi, ragazze che hanno partecipato a questa prima edizione. Che importanza hanno queste manifestazioni per il ciclismo giovanile e soprattutto per il ciclismo del futuro? Io credo non soltanto le manifestazioni del ciclismo, ma tutte le manifestazioni di sport per i bambini siano importanti, per l'educazione, per avvicinare i ragazzi allo sport stesso, per socializzare con gli altri, insomma, per tutto un insieme di cose. Ce ne vorrebbero sempre di più, però tante volte le difficoltà per organizzarle ci sono, sappiamo tutti i momenti che stiamo passando e tutto, però si fa quello che si può fare. I sacrifici però sono spesso ripagati dalle partecipazioni e dall'entusiasmo che c'è intorno a queste manifestazioni. Siamo qui con Stefano Ceccarelli, assessore del comune di Carmignano allo sport. Purtroppo questa giornata è stata interrotta sul finale dal tempo, ma che valenza hanno giornate del genere per lo sport giovanile e per lo sport del futuro? Allora, queste giornate hanno una valenza incredibile, lo sport è un portatore di valore, lo sport per i bambini ha ancora più valore, la Velo Club Seano è un'associazione che lavora esclusivamente con bambini e che lavora con dei valori altissimi e con delle persone estremamente specializzate. Noi siamo contenti, siamo sempre disponibili a collaborare con loro, peccato per il tempo è l'unica cosa e non si può organizzare. Ci hanno già detto che ci sarà una seconda Coppa Bianchi e naturalmente ci aspettiamo ancora più adesione da parte di bambini che abbiamo visto veramente entusiasti. E il comune ha altri assi nella manica da giocare per lo sport giovanile?
Diciamo così, per quanto riguarda il ciclismo noi sosteniamo tutte le iniziative della Velo Club, ma non solo, cioè anche dell'Uccissianese e quant'altro. Pertanto quest'anno ci sarà il Gran Premio Bacchereto, ci sarà la Coppa Burci e poi noi abbiamo dato in là la nostra candidatura per il 2019 per il campionato nazionale Elite Under 23. Siamo qui con Orlandi, dirigente della società Velo Club Seano One, una giornata purtroppo interrotta dal maltempo ma che ha avuto una grandissima risposta da bambini e bambine giovanissimi e veramente molto entusiasti di questa giornata. Quali sono le impressioni a caldo? Ma sai, bello perché sinceramente non si pensava, dai, è la prima gara che si rifà dopo qualche anno, Simone gli ha voluto ricordare il babbo e ha fatto una gran bella cosa e noi ci siamo adoperati un pochino per cercare di farla uscire. Mi sembra che insomma in linea di massima non sia ora purtroppo siamo qui fermi, vediamo un attimino che succede per questa C6 e se no si finisce così. Ringrazio un po' tante persone perché primo Andrea Vezzosi e lui tanta roba, non c'è parole. Simone che gli ha sponsorizzato tutto lui e gli ha detto ci penso io, non ti preoccupare Piero, te fai la gara e questo non è facile oggi. Gli sportivi della Caserana che ci hanno aiutato, noi ci aiutarono 15 giorni fa a fare la gara degli allievi e loro ci hanno aiutato, in particolare Maris, grande persona, come tutti gli altri ragazzi, e tutti gli sportivi qui che si sono adoperati dai, per vedere di fare questa cosa. Ora, purtroppo dispiace che c'è stata un'interruzione, vabbè, vediamo un attimino. Simone ci ha dato un'anticipazione, però chiedo conferma, ci sarà una seconda Coppa Bianchi? Sì, la volontà c'è di andare avanti e ti ridò un'anticipazione dell'anticipazione, se c'è la possibilità si potrebbe fare anche qualcos'altro, però fra virgolettine, intanto andiamo così, è già una bella cosa questa. Un grande seguito, un grande aiuto anche da parte degli sponsor, ci sono particolari ringraziamenti da fare? Sì, certo, prima di tutto voglio ringraziare il Laterizio Fuji Romano che, vabbè, a questi sono persone speciali. Persone di 50 anni ci si conosce e che gli hanno una marcia in più, non c'è nulla da fare. La ditta Fuochi Movimento Serra che è dal 97 che la ci segue, che oggi si fa il ventennale, è già una bella cosa. L'amministrazione comunale che ora vedo arrivare i Ceccarelli e anche loro si sono dati da fare con i vigili per tutti i permessi, Gli devo ringraziare davvero perché per fortuna ancora ci sono delle persone buone, sì.